Nonostante le fosche previsioni, il tempo tiene, la gente arriva alla 16ª manifestazione della Cormorana, come ogni Pasquetta, al Parco del Cormora a Udine. Il gruppo marciatori udinesi organizza 7, 14 e 21 chilometri, quasi tutti su sentiero o sterrato, salite e discese. Oggi sarà anche un po' scivoloso, comunque per divertirsi. Quest'anno la manifestazione è dedicata a Silvia Gobbato, la ragazza che è stata uccisa qui sull'Ippovia, come gesto di solidarietà per i familiari e per tutti quelli che subiscono, soprattutto le donne, che subiscono la violenza. I go out to sea again. The sunshine fills my hair, and dreams hang in the air. Goals in the sky and in my blue eyes. I know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the... Siamo a Zampi, 6 chilometri, e inizia a piovere. Come va? Purtroppo va bene. Il sentiero com'è? Buono, anche se un po' di fango, però è buono. Che fino adesso il sentiero era un po' nel bosco, un po' fangoso, però si riusciva a passare. Sì, si va bene. Ok. Chi va in montagna a queste cose È abituato. Sì, questi piccoli inconvenienti insomma sono di norma. Va bene, grazie. Il percorso com'è? Impegnativo, più che altro per il fango, dove si scivola. Che tu sei una stradista, quindi? Sì, faccio sempre strada. Ebbene, è il caso di iniziare a provare anche l'ebbrezza del fango. Ma è divertente. Salti, guadi, acqua, fango. E adesso arriva anche l'acqua. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life. Sun in your eyes, the heat is in your hair. They seem to hate you because you're there. I need a friend, oh, I need a friend to make me happy, not stand here on my own. Look at me standing here on my own again. I'm straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life. I need a friend, oh, I need a friend to make me happy, not so alone. Uliv Sut Pasche Bagnade.
o il contrario. Comunque anche quest'anno ha colpito, nonostante questo abbiamo avuto 717 partecipanti e quindi una manifestazione che si è chiusa bene, con successo. Tutti contenti e felici. Il testimone, con un augurio di bel sole, a Vatri per Gorgo di Latisana. Esatto. Buongiorno a tutti, sono Vatri. Vi aspettiamo per la nostra marcia a Gorgo di Latisana che si disputa venerdì 25 aprile partendo dalle 8:30 alle 10 del mattino. La nostra marcia si svolge nell'ambito dei festeggiamenti Aspara Gorgo 2014. Si mangia molto bene, il percorso è sempre su tre percorsi, 7, 14 e 21 km. Vi aspettiamo numerosi. Vi passo la parola al mio collega Finotti di Palmanova. Buongiorno a tutti, noi domenica 27 a Palmanova, speriamo che il tempo sia clemente, diciamo che è già stato abbastanza cattivo qua con la Cormorana. Percorsi 7, 14, 21, anche noi tutti sulle mura, la 21 allungherà un po' sulle periferie. Vi aspettiamo tutti numerosi e andiamo a vedere la fortezza.